Tecnauto Group SRL opera nel settore automotive ed è specializzata nella vendita, installazione e assistenza di apparecchiature, prodotti e servizi ad esso dedicati, anche per la certificazione ISO 9001. Tecnauto Group SRL è in via Brianza 5 a Oriago di Mira. www.tecnautogroup.it. Studio fisioterapico PR e ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, professionalità, esperienza e macchinari di ultima generazione al servizio del vostro benessere. In via Repubblica 136 a Campagna Lupia, telefono 041 5140 522, www.studiofisioterapicopr.it. Webprint, grafica e stampa in via Papa Giovanni XXIII 42 a Camponogara, telefono 041 4174 542. Ambra Rosa Studio Estetico è un centro specializzato nella cura del corpo, viso, mani e piedi. Effettua anche trucco semipermanente e needling. Ambra Rosa Studio Estetico è in via Guglielmo Marconi 1 a Mira, www.ambrarosaestetica.it. Z3 Divani e Poltrone è azienda leader nella produzione di divani, poltrone e letti imbottiti. Da oltre 50 anni il prodotto come espressione d'arte. Z3 Divani e Poltrone è in via Taglio 89A a Milano. Telefono 041 4301 00. Benvenuti all'Hotel Ristorante Poppi a una grande festa organizzata dall'Oriago Calcio. E cosa mangeremo questa sera? Questa sera vi abbiamo preparato delle specialità di pesce del nostro territorio. Così ci ha accolto la signora Paola, titolare del ristorante da Poppi, alla serata che l'infaticabile Roberto Pesce ha organizzato questa volta per festeggiare la CD Oriago Calcio. Diciamo che è una manifestazione che ci tenevo tanto perché ormai da anni aiuto per vie traverse il calcio Oriago e sono soddisfatto. Ho avuto una bella risposta dalle persone che ormai da anni mi seguono, specialmente quando faccio le feste per beneficenza, e ho visto che si trovano bene, ho visto che le serate riescono bene, e poi quando si hanno personaggi importanti come Giuliano Benetturni, questa sera Donatello e alcuni rappresentanti del Venezia Calcio, penso che sia il massimo per una società di seconda categoria organizzare una festa simile. Una serata di festa con musica, spettacolo, piena di amicizia e di voglia di stare insieme. Realizzata in onore dell'Oriago Calcio, società che con orgoglio porta avanti i valori di cultura sportiva e aggregazione, con una prima squadra in seconda categoria e con circa 120 atleti suddivisi nei vari settori giovanili. La società Calcio Oriago è sorta nel 1982, il domicilio è presso lo stadio sportivo Marco Parma di Oriago, in via Lago di Molveno. Dunque diciamo che noi come Calcio Oriago siamo una società che gioca a pallone, cioè facciamo sempre il distinguo pallone e calcio. Pallone significa accettare un attimino tutti, perché noi lavoriamo anche per il sociale, cioè cerchiamo di raggruppare i ragazzi che qualche volta si perderebbero per strada. Invece il calcio è un'altra cosa, il calcio bisogna selezionare e quindi a volte i bambini vanno anche in difficoltà. L'unico problema è che noi denotiamo e invitiamo i genitori a lasciare sì che i propri ragazzi giocano come sanno e vadano dove vogliono andare, non forzarli per forza a fare calcio, cioè noi facciamo pallone, loro fanno calcio, perché si potrebbero trovare una certa età senza lavoro, senza titolo di studio e falliti come calciatori. Dunque un grande lavoro di cultura sportiva e aggregazione, condiviso e applaudito anche dall'amministrazione comunale di Mira. Conosco molto bene, è una bella società, è una bella realtà sportiva che arricchisce il patrimonio sportivo di Mira. Sono, come tutte le altre società, vanno sostenute. Abbiamo in previsione per questa società importanti lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo del loro stadio. In questi ultimi anni e mezzo abbiamo investito molto per quanto riguarda l'illuminazione, ma anche per quanto riguarda la sicurezza. Il prossimo anno l'Oriago Calcio sarà allo stadio interessato da lavori di messa a norma e di ristrutturazione degli spogliatoi, delle docce e di tutto quello che ruota attorno a questo immobile, per un valore di ben 150.000 euro. Questo, come dire, è un segno concreto
tangibile di come l'amministrazione di Mira vuole che i suoi impianti e quindi le squadre che giocano al loro interno siano, come dire, all'altezza della situazione. A rallegrare la serata il bravo e simpatico Davide Pomponio e due grandi artisti della musica italiana, Giuliano dei Notturni e Donatello. Io sto bene, sono reduce da un po' di riposo perché ho avuto un po' di vicissitudini, nel senso che ho avuto una piccola operazione all'anca e per ritornare a saltare come una volta ho dovuto fare anche questa cosa. Comunque è tutto quanto andato bene e adesso riprendo a far festa insieme con voi. Una serata dedicata al calcio Oriago. Il rapporto musica e pallone. Assolutamente un bel rapporto, musica e sport e particolarmente calcio vanno veramente molto d'accordo, sono due belle cose, bellissime, di cui non ci si può far senza e io posso far solo un grosso augurio al calcio Oriago che merita tanta fortuna perché qui dentro ha portato tanti rappresentanti, tante persone che lo seguono. La portiera giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi, la mia libertà non la voglio più, amo il bianco e tu sei candida, tutti insieme, qui, io mi fermo qui. Beh, per me la musica è la cosa più importante. Io ho iniziato a fare musica, comunque a imparare a utilizzare degli strumenti da bambino. A 6 anni avevo iniziato con la fisarmonica, poi sono passato al pianoforte e poi nel periodo degli anni 60 mi ha attratto parecchio la chitarra, per cui poi è diventato il mio strumento ufficiale. Oltre alla musica e al ballo, anche alcune premiazioni e riconoscimenti, con omaggi floreali offerti dalla Fioreria al Mulino. Una serata che grazie al signor Valerio Guarnieri ha visto anche la presenza di una rappresentanza del Venezia, con Mattia Collauto, Evans Soligo, Alessandro Piovesan e Michele Salviato. Tra l'altro poi noi con l'Oriago abbiamo anche un'amicizia che ci lega da anni e conoscenza che abbiamo già da qualche anno con i dirigenti con cui collaboriamo sempre volentieri. Al di là di questo poi ci accomuna anche un lavoro nel sociale, perché ho detto anche prima che il Venezia da qualche anno ha una partnership con Emergency, che è un'organizzazione umanitaria che non ha scopo di lucro e noi siamo sempre sensibili a questo tipo di manifestazioni e attività, quindi ci ha fatto molto piacere di essere qui e di aver accettato l'invito dell'Oriago Calcio, che ripeto è una società amica. Un grande lavoro di organizzazione e socializzazione quello di Roberto Pesce, che ancora una volta ha fatto breccia nel cuore della gente e di alcuni amici imprenditori. È un bravissimo organizzatore per queste feste, si sa, è sempre grande lui fare queste cose qui, bisogna credere a Pesce, insomma, perché è bravissimo a fare queste feste. Quando Roberto Pesce organizza queste cose siamo lieti di dargli veramente una mano, perché non lo fa solo per lo sport, ma lo fa anche per la solidarietà, per la beneficenza. Allora non si può abbandonare una persona che ha tanta voglia di fare per gli altri. Poi diciamo anche un'altra cosa, dopo una partita di calcio ci si può sedere anche su un comodo divano. Ma direi proprio di sì, diciamo che io sono un imprenditore dei divani, perciò il nostro motto è la qualità, la qualità, la qualità, perché il riposo ormai il divano è diventato un riposo, non è più una seduta, ma è l'oggetto che in una casa si adopera di più. Prima la cucina e dopo il riposo, ma per riposarsi bene serve un divano di qualità che è la Z3. Signor Renato Pesce, lei con la sua attività ha dato una mano all'organizzazione di questa serata. Nella sua attività si fanno massaggi. Allora, diamo un consiglio ai giovani calciatori o ai calciatori in generale, dopo una partita cosa devono fare? Dopo una partita sicuramente devono fare se hanno subito traumi o
cose varie, dovrebbe fare della tecarterapia, l'ilteterapia, terapie insomma antalgiche, decontratturanti, ecco, questo, e soprattutto fare del massaggio decontratturante. Ecco. Insomma, una serata che tra gustosi piatti, musica e divertimento ci ha fatto conoscere la bella realtà dell'Oriago Calcio e ci ha fatto riscoprire il valore dello stare insieme. A fine serata Roberto Pesce e la moglie Nadia hanno consegnato un fiore a tutte le donne presenti, offerto dal Garden al Mulino del Cavalier Lucarda. Sempre in nome dell'aggregazione e della solidarietà, il grande cuore e la testa di Roberto Pesce stanno sicuramente già pensando al prossimo evento da organizzare. Ma adesso un meritato momento di riposo da dedicare alla sua amata famiglia. Da tutti però, grazie Roberto. No, veramente è una serata bellissima e anzi non voglio dimenticarmi di ringraziare lo sponsor ufficiale di questa serata e tutti gli sponsor che hanno contribuito per la buona riuscita della manifestazione. E le prossime date, le prossime tappe invece, cosa frulla nella testa di Roberto Pesce? Adesso penso di prendermi un po' di relax, anche perché ormai siamo a fine anno ed è giusto che condivida un po' anche del mio tempo con la famiglia, altrimenti diciamo godo in una cosa però ne perdo un'altra.